Partirei da Fabio Petri, Artigian Cassa, così andiamo in ordine e tutti sanno quando devono parlare. Qui faccio una domanda puntuale, raccontatemi quello che avete preparato, però alle domande cercate di dedicargli 30 secondi. I dati sono chiari. Voi avete l'impressione che con un partner di prossimità come il Confidi potete tornare su alcuni segmenti di business che avete un po' abbandonato? Per me è abbastanza facile questa domanda, perché come sapete solo momentaneamente pro tempore sto svolgendo il presidente di Artigian Cassa, ma io vengo da questo mondo, ci sono stato fino a ieri e c'è il direttore qui presente di Artigian Cassa e può testimoniare che le stesse cose che dicevo in Fedarte le sto sostenendo in Artigian Cassa. Artigian Cassa fa parte di un gruppo importante come BNP Paribas, con policy che addirittura vengono da fuori Italia, vengono da Parigi. Il quadro normativo mi sembra ormai è chiaro, un quadro normativo riguarda tutto il sistema bancario, non solo italiano ma europeo, molto restrittivo. È un quadro normativo che viene, e va sottolineato però questo, che viene più da una stagione diciamo di paura della vigilanza rispetto a quello degli obiettivi invece strategici economici, come invece tradizionalmente dovrebbe essere fatto. Io credo che tutto il sistema bancario insieme agli attori importanti come sono consorzi fidi, ma anche le associazioni di datoriera e quindi tutti quei soggetti che determinano un po' le linee guida di un'economia come quella del mercato italiano debbano prendere atto di questo, perché ci sono delle fondamenti che vanno modificati o comunque vanno rimessi in discussione. Continuare a rimettersi in discussione perché il quadro normativo cambia è un limite. Noi dobbiamo imparare a rimettersi in discussione cambiando, cercando di rimettere in discussione anche lo stesso quadro normativo. Se no, differentemente, continuiamo tutti gli anni a registrare i dati che abbiamo visto. Segno meno per il credito alle piccole imprese, in particolar modo, se si va a vedere sulle micro imprese ulteriormente, e continueremo a cercare di sbarcare il lunario, ma tutti gli anni registrando un peggioramento. Allora credo c'è bisogno anche di un po' di responsabilità e quindi mi interessa ed è corretto quel quadro di responsabilità che è appunto il nostro, diciamo che ci veniva proposto. Oggi è giunto il momento di mettersi insieme in questo quadro di responsabilità. Banche, confidi, ma anche altri attori, come dicevo prima, hanno la stessa necessità, sono legati dagli stessi obiettivi, che è quello non solo di dare credito alle piccole imprese, che non avviene, ma è quello di risollevare un sistema economico che è fondato sulle piccole imprese, che è un passo ulteriore, non è solamente il credito, è un aspetto importante, ma è un aspetto. Credo se non si fa questo salto di qualità si rischia anche di non sfruttare al meglio le opportunità che ci sono. Io credo che la discussione che ho sentito anche ieri, in questi giorni, tra l'altro complimenti Presidente perché hai centrato benissimo tutte quali sono le opportunità, i problemi e le opportunità in campo. Con Leonardo abbiamo condiviso anni a questi tavoli e non solo di problemi, ma soprattutto anche cercando sempre di avere quell'obiettività che contraddistingue la federazione rispetto alle problematiche in campo. Però in un quadro e in un rapporto futuro il legame forte su cui oggi possiamo tutti essere d'accordo e cercare anche di perché è un elemento oggettivo è la garanzia. Io quando sono arrivato in Artigian Cassa e ho cominciato a parlare all'amministratore legato ai BNL, io avevo questa esperienza e gli ho raccontato in continuazione quello si potrebbe fare un gruppo importante come BNP Paribas sfruttando al meglio la garanzia. Io non ho trovato uno sordo, tutt'altro, tanto che noi stiamo mettendo giù un progetto. Io so bene che oggi le policy di BNL
se non hanno l'occhio celesti, se sono alti 1,80 m e se, come dire, non sono vestiti anche parecchio bene, credito non li si dà. Ma a maggior ragione io voglio, e Artigian Cassa deve essere protagonista in questo, per cambiare gli eventi, per cambiare questa situazione. E noi fondiamo tutto, cerchiamo tutto nel sfruttare e nell'andare verso il cambiamento sulla garanzia. Noi ci siamo messi in testa e abbiamo già ovviamente portato negli ultimi 2 consigli di amministrazione il nuovo progetto della valorizzazione della garanzia, che mette insieme la garanzia privata dei consorzi fidi con il fondo centrale della garanzia pubblica, ma non solo, ma anche sfruttandola dove è necessario anche quella del FEI, che è comunque un elemento importante che permette anche di lavorare a portafoglio e quindi ha sicuramente è un altro elemento aggiuntivo perché viene dall'Europa e l'Europa non bisogna imparare sempre più a guardarla. Chiudo dicendo, ci si farà, ma l'alternativa qual è a non provarci? Io sono sicuro che quando noi abbiamo messo in campo oggettivamente di valorizzare la garanzia, e deve essere, attenzione, e questo è un appello e fa a tutto il sistema bancario, non limitiamo la valorizzazione della garanzia solamente diciamo, allo scario finale sul fondo e quindi per il discorso patrimoniale, punto e basta, ma portiamo tutto il valore e il peso sul merito dell'edilizio. Spostiamo questa benedetta, diciamo, questa benedetta valutazione che è fondata oggi quasi esclusivamente sulla PD invece sulla perdita attesa, che questo ci permette ovviamente di avere tutta un'altra visione e di poter rimettere all'interno del sistema edilizio italiano tante imprese che differentemente andranno fuori. Gli FRS 9 sono una bomba ad orologia rispetto a questa roba. Tante imprese che oggi sono dentro il mercato del credito e hanno rating anche buoni, in incidenti sull'andamentale, rischiano di essere messi fuori e di stare in purga, come si dice dalle mie parti, per diversi mesi, sempre che non gliene capiti altri. Allora, purtroppo, se non si cambia questo tipo di impostazione, rischieremo che l'uscita piano piano dal sistema del credito italiano delle piccole imprese sarà una costante sul quale noi ci ritroveremo tutti gli anni a mettere quei segni meno che abbiamo visto così. Io mi auguro e lavoreremo con quello per quanto ci riguarda come Artigian Cassa, ma l'Artigian Cassa è la banca di riferimento per i retail del gruppo BNP Paribas. Quindi è evidente che se il progetto Artigian Cassa invece prende sviluppo e riesce a mettere i piedi rispetto a quello che vi ho detto prima, cambia le politiche complessivamente anche del gruppo. Vi ringrazio.